Mi trovo in territorio di Montese, sono in provincia di Modena, la località è Maserno. Siamo in piena raccolta della patata di Montese marchio Camerale. Vedete qua ci sono alcuni operatori, lui è Mario Milani, un produttore di patate. Salgo un attimo sul trattore per fare due chiacchiere con lui. Buongiorno Mario, allora tu sei l'operatore diciamo in questo momento, però insomma vi intercambiate, no? Quindi a volte... Senti, allora... Sto collaudando la macchina nuova, allora bisogna che ci sia io, ma dopo ci sarà l'operatore ufficiale, il manovratore ufficiale. Senti, abbiamo parlato di patata di Montese, è corretto dire che siamo innanzitutto a metà campagna, visto che comunque la pianura... Tu sei all'inizio. A un quarto di campagna. Quindi questo significa che ti servirà tutto settembre per raccogliere la patata di Montese? Assolutamente, anche perché, come dicevano i vecchi di una volta, le patate vanno raccolte fredde perché non buttino, e quindi bisogna aspettare la prima pioggia che è già venuta, le patate si sono raffreddate e non buttano i germogli fino a primavera. Senti, io non sono molto esperto, ma vedo che il terreno mi sembra in effetti ideale per la raccolta anche meccanica. È ideale dopo la pioggia. Prima non si riusciva, perché erano tutti, cioè si rovinavano le patate. È venuta la pioggia nel momento giusto e adesso si cava. Senti, ma una tua percezione dell'annata, stiamo parlando quindi di un prodotto di montagna, come è andata quest'anno in generale? Io le sento anche i commenti, io sono discreto, favorevolmente discreto, sono contento di come va quest'anno. C'è una buona produzione, la qualità assolutamente non si discute, sana perché non c'è ferretto, è sana anche qui da noi. C'è una discreta produzione e devo dire molto soddisfacente per quest'anno. Dopo 3 anni negativi questo è positivo davvero. Mario, parliamo di questo tubero che ha un marchio Camerale, quindi viene prodotta in alcuni comuni del Modenese ma anche in territorio di Bologna. Territori confinanti, soprattutto Casteldaiano, un po' di Gaggio ma poco, perché è la vecchia zona chiusa dei tempi quando facevano il seme di montagna. Abbiamo conservato quella zona lì perché è già registrata. Esatto, quindi un areale produttivo che si allarga anche a Zocca. Confina con Zocca, Montalto, arriva fino a Zocca, sì. Ecco, va detto che un tempo questo areale era nato per produrre patata da seme, sì, e poi dopo zona chiusa, quindi poi dopo si è trasformato invece in un areale produttivo a tutti gli effetti. Tutti gli effetti come patata di Montese, la Camera ha fatto il marchio che è stato molto importante e l'abbiamo valorizzato nel modo giusto perché correttamente il marchio lo possono avere solo i produttori, solo i produttori. Quindi il produttore non è un commerciante generico. Tu sei agricoltore storico che si occupa di questa coltura, hai la percezione di quante tonnellate vengono prodotte in questo areale appunto produttivo e in termini anche di superfici? Se siamo sui, diciamo, saranno minimo 40 ettari da fare 250 quintali a ettaro, quindi 10.000 quintali, ma no, è un po' di più forse. Come produzione saremo sui 20.000 quintali. Ecco, qui è una filiera, tu hai anche uno stabilimento di lavorazione dove poi dopo la patata, adesso questa che viene raccolta, va in stabilimento, c'è una sua cernita, c'è un processo lavorativo insomma che poi la valorizza anche nella sua confezione. Assolutamente, noi produciamo il Verbec da 2 kg, quindi le patate prima vengono selezionate manualmente, quindi scelte solo quelle che vengono spazzolate e poi confezionate. Quindi è una filiera perfetta per avere un prodotto
ottimale. Noi non le laviamo, io non laverò mai una patata da mettere sul mercato, perché se le lavo perde la sua protezione naturale e perdendo la sua protezione naturale inverdisce subito, dopo è da buttare via. Ecco, va detto che appunto la patata deve stare all'ombra perché poi altrimenti al buio, anzi, perché altrimenti sviluppa la solanina che è tossica. Certo, certo, in certe quantità fa male, cioè anche nel germoglio c'è un micro produzione di solanina, quella non fa niente togliendo il germoglio, però davvero se la patata diventa verde, verde quasi nera, fa male alle persone. Quindi attenzione quando consumate patate che non ci sia questa imperfezione perché e poi assolutamente va cotta, sempre. Assolutamente. Quest'anno c'è un po' più di verde perché naturalmente è successo che con l'andamento stagionale la terra è crepata molto, la luce penetra fino alle patate e un po' qualcuna, noi provvediamo a scartarle perché il verde non ci può essere nella confezione, capito? C'è un po' più di danno sotto quell'aspetto. Senti, per evitare che ci sia una germinazione, cosa si fa? Vengono messe in cella a temperatura controllata e trattate con l'olio di menta. Quello è l'unico. Essenza naturale. Naturale, è anche ammesso dal biologico, questo prodotto è ammesso dal biologico per mantenerle ferme fino alla vendita. Vanno tenute 8-9 gradi, si trattano, si fumigano una volta al mese con questo olio di menta e quello si conserva che non buttano germogli, altrimenti raccoglierli fredde. Allora Mario, siamo arrivati in fondo al campo, adesso ti faccio fare manovra, poi magari tu cedi il tuo posto ad un tuo collaboratore così vediamo anche la macchina come funziona. Quindi Mario, non solo patate, a volte c'è anche qualche imprevisto? C'è anche un masagno qui. Masagno sarebbe questo grosso masso. Esatto. E quando entra nella macchina questo può creare danno. Sì, molti. Qui se entrano a fare così si massacra mezza macchina.